Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Nota di servizio, anche oggi alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, da dove il presidente della regione Luca Zaia farà il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. E non solo, perché naturalmente si parlerà sicuramente di politica nazionale, perché proseguono le consultazioni, prosegue il lavoro del premier incaricato, si parlerà delle ricadute dell'emergenza coronavirus. Probabilmente si parlerà anche di quello che è successo nel fine settimana nelle città del Veneto. Abbiamo visto tutti fotografie, video, immagini di assembramenti in varie zone, soprattutto nelle città più importanti come può essere Padova, ma la stessa Bassano del Grappa, che pure ha un richiamo molto forte per le sue bellezze, per quello che offre dal punto di vista commerciale e del tempo libero. Insomma, c'è stato il pienone nel fine settimana. Che questo sia un bene, questo sia un male, lo vedremo solo fra qualche giorno, quando i dati ci faranno capire se questi assembramenti avranno portato a un ritorno della curva verso l'alto, la curva dei contagi, oppure se tutto si è svolto secondo le regole. Ne parliamo perché abbiamo visto che hanno già preparato un servizio anche con la nostra redazione padovana nella figura di Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara, dove sei e cosa ci racconti? Buongiorno Ferdinando e buongiorno ai telespettatori. Mi trovo all'esterno del padiglione 6 della Fiera di Padova, dove oggi è iniziata la cosiddetta prova del 9. Sapete che la Fiera di Padova è stato il primo centro vaccinale ad essere individuato nel territorio dell'ULSS 6 Euganea. Qui hanno iniziato con 5 linee di vaccinazione dalle 9 di questa mattina e continueranno fino alle 19. È proprio quella campagna vaccinale che tutti speriamo vada molto celermente per far uscire non solo il Veneto ma tutta la nostra Italia da questo terribile momento. Adesso vi faccio vedere l'ingresso del padiglione. Come potete vedere c'è un ampio parcheggio, le auto in questo momento sono poche perché sono 340 le persone che verranno vaccinate oggi. All'ingresso si trovano dei volontari poi della Croce Rossa che accompagnano le persone nei 5 ambulatori che sono stati aperti. E quest'oggi le vaccinazioni iniziano per i dipendenti dei vari ambulatori privati, che sono davvero molto numerosi nella provincia di Padova, che quindi otterranno le prime dosi di vaccino. Parliamo di medici, di infermieri, di tecnici di laboratorio, una sorta appunto, come dicevo prima, di settimana di prova del 9, perché dal 15 febbraio, quindi da lunedì prossimo, qui verranno convocati gli ultra ottantenni, la classe nata nel 1941, per la precisione proprio appunto gli ottantenni, e si parla della possibilità di vaccinare anche 1000 persone al giorno con 10 linee di vaccinazione aperte. Allora Chiara, mentre tu ci racconti tutto questo, noi facciamo vedere ai nostri telespettatori i video che ci avete inviato che riguardano gli interni di questo padiglione. Vedete come è stato già tutto preparato, sono stati montati dei mini ambulatori, ci sono tutte le scritte, tutto. Mi sembra di vedere che tutto sia molto ben organizzato. Mi confermi, Chiara? Sì, guarda, noi abbiamo anche raccolto le interviste di un paio di persone che poi vi proporremo ovviamente nelle edizioni di questa sera, che ci hanno detto che l'attesa è stata molto breve. In realtà in effetti qui non abbiamo moltissima gente oggi, è stato tutto molto organizzato. Vi garantisco che all'interno c'è un distanziamento, appunto i volontari. Lo vediamo il distanziamento, continua a raccontarci che intanto facciamo vedere come i volontari della Croce Rossa presenti. Ci raccontava il medico che ci ha fatto un po' da referente in questo piccolo viaggio all'interno dei padiglioni, che questo vaccino verrà somministrato ancora questa settimana. Pfizer BioNTech non dà delle reazioni particolari da un punto di vista delle allergie. In caso di emergenza sono state allestite, grazie alla Croce Rossa, proprio 2 ambulatori in cui, se ci fosse una reazione avversa importante, si è in grado immediatamente di somministrare le prime cure al paziente che ne avesse necessità. Ecco, qui si va avanti con i vaccini. Purtroppo in centro, e lo abbiamo raccontato, è stato veramente un fine settimana da dimenticare. Allora Chiara, prima di parlare del fine settimana
settimana in centro ti faccio una domanda, perché qui in redazione arrivano moltissime telefonate, richieste anche via mail, via messaggio, da parte di persone anziane o parenti di persone anziane che dicono il nonno, la mamma, il papà, la zia, insomma ultra ottantenne, 84, 85, 90 anni devono fare delle terapie, devono andare in ospedale, devono uscire per un qualche motivo, abbiamo paura a portarli fuori, vogliamo sapere quando verranno fatti i vaccini alle classi superiori al 1941. Noi ci siamo informati per quanto riguarda la LULS 7 Pedemontana, pare che se arriveranno le dosi come devono arrivare, una classe alla settimana, quindi già a metà marzo saranno state effettuate le prime dosi di vaccinazione almeno fino alla classe del 37 o giù di lì. Vi risulta una situazione simile anche a Padova? Sì, ti confermo quanto avete raccolto per l'ULSS di Bassano, perché in realtà quella che tu hai appena descritto è una direttiva che arriva direttamente dalla regione. Ivana Simoncello, che è la responsabile del settore igiene pubblica dell'ULSS 6 di Padova, che ho appena incontrato, ha dato la stessa risposta a noi che chiedevamo questa cosa. Sostanzialmente la prossima settimana, quindi il 15 febbraio, si parte con la classe 1941, verranno già accantonate le seconde dosi per il richiamo, ci spiegava, dalla settimana successiva si agirà contemporaneamente su più classi, quindi trova assolutamente conferma quanto avete raccolto per l'ULSS di Bassano. Ecco, queste le buone notizie o comunque le notizie positive. Le notizie meno positive potrebbero, perché è tutto ancora da capire, essere quelle legate agli assembramenti che si sono creati a Padova durante il fine settimana. Abbiamo visto foto e video che insomma mostravano situazioni un po' complicate. Com'è andata, Chiara? Assolutamente, sì, purtroppo ti confermo quanto hai appena detto, quanto anche abbiamo documentato nei nostri notiziari in questi giorni. Decisamente c'è tantissima voglia di normalità da parte della gente, l'abbiamo raccolta questa voce, sono stanchissimi, è un periodo che da un punto di vista psicologico sta provando tutte le famiglie, dai più piccoli agli anziani. Questa voglia di normalità si è riversata nel fatto che molti hanno scelto il centro storico di Padova per fare una passeggiata tra sabato e domenica, la situazione peggiore sabato pomeriggio. Ovviamente le autorità cittadine stanno cercando di correre ai ripari, hanno chiesto dei provvedimenti a livello sia regionale che nazionale, ma probabilmente se non ci saranno altri provvedimenti, immagino che il comune penserà di reintrodurre quella limitazione all'accesso del centro storico per i non residenti nel prossimo fine settimana, ma su questo saremo più precisi nelle prossime edizioni, perché una volta finito in fiera sto proprio andando in comune per cercare di capire che cosa hanno intenzione di fare. Allora vi lasciamo andare, Chiara, grazie per questo importante collegamento. Se ci saranno novità di rilievo da Padova non esitate a contattarci. Buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Allora, avete sentito da Chiara Gaiani, qualche problema c'è stato a Padova e quindi vediamo già il primo servizio preparato dalla nostra redazione sugli assembramenti che si sono verificati nel weekend in città. Tanta la voglia di normalità che si rischia di perdere il senso del limite. Non è un liberi tutti la zona gialla, lo ha ripetuto fino allo sfinimento anche il presidente del Veneto Luca Zaia. Un appello che sembra caduto nel vuoto a guardare quanto accaduto sabato, soprattutto nel pomeriggio, e poi domenica nelle piazze del centro storico di Padova. Le famiglie che festeggiano quasi in privato il carnevale sono forse uno dei rari esempi di distanziamento attento. Preoccupate le massime autorità cittadine, dal prefetto al comune di Padova, che chiedono provvedimenti alla regione e al governo. Le immagini girate parlano chiaro. Code già a partire da sabato mattina nelle vie d'accesso alla città, parcheggi col tutto esaurito. In centro scene da pre-pandemia senza tenere bene in conto che il coronavirus è ancora un nemico e se i numeri della nostra regione ci stanno lasciando rifiatare in questo momento, usciamo da più di un mese di grande difficoltà. Le immagini le avete viste, le preoccupazioni da parte dell'amministrazione, in questo caso padovana, ci sono. Sentiremo poi il governatore Zaia fra 20 minuti in diretta qui con noi sul canale 18 e in streaming sulla nostra pagina Facebook, che cosa dirà su quello che è successo nel weekend. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra poco.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Eravamo a Padova qualche minuto fa per vedere l'avvio di questa importante fase della campagna vaccinale con i nuovi ambulatori allestiti all'interno della fiera, quindi una situazione in continuo divenire. Abbiamo visto anche delle immagini che ci hanno mostrato una Padova decisamente presa d'assalto. Sapremo solo fra qualche giorno se questo sarà stato un dettaglio positivo o meno nell'ottica dell'emergenza coronavirus. Da Padova arriva anche una notizia di cronaca che non avremmo voluto darvi, perché è deceduta la bambina di 16 mesi caduta dalle scale qualche giorno fa a Padova. Troppo gravi ed estesi i traumi riportati. Non ce l'ha fatta la piccola di 16 mesi precipitata martedì scorso dalle scale del condominio di Via Perosi all'Arcella, dove viveva con i suoi genitori. La bimba, come riporta un articolo del Mattino di Padova, è morta tra sabato e domenica nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova, dove era arrivata in condizioni disperate dopo il volo di 4 metri. Martedì mattina la bambina era in casa con la madre e pare sia sfuggita al controllo. In pochi minuti si è consumata la tragedia, ha raggiunto il pianerottolo gattonando ed è caduta scivolando tra la ringhiera delle scale. Fin da subito i medici avevano rilevato danni cerebrali molto gravi. Ora anche la posizione della madre potrebbe aggravarsi e rischia di essere indagata, visto che la piccola era affidata a lei, ma si dovrà capire anche se nel palazzo le norme di sicurezza siano state rispettate. La famiglia viveva da tempo nel condominio di Via Perosi, il papà è un insegnante della scuola cinese del quartiere. Questa è la notizia di cronaca da Padova. Poi nel corso delle nostre edizioni di telegiornali del gruppo Media Nord-Est ci saranno tutti gli approfondimenti del caso. Allora, noi avevamo in programma un altro collegamento Skype con la provincia di Padova in questo caso, ma vediamo che forse bisognerà aspettare qualche istante ancora. Allora, andiamo a vedere, abbiamo parlato prima di Draghi, delle consultazioni che il premier incaricato sta portando avanti, però le consultazioni le abbiamo fatte anche noi, siamo andati in centro a sentire che cosa ne pensa la gente. Ecco cosa ci ha detto. Va bene, Mario Draghi, sì, come presidente, sì, perché ha già fatto con l'Unione Europea, ha già dato un aiuto all'Italia, insomma. Mario Draghi sì, perché è una persona onesta. Sono disonesti quelli che stanno cercando di entrare con Draghi. Mario Draghi adesso bisognerebbe sentire cosa che propone e in base a quello che propone bisogna se appoggiarlo oppure no. Mi pare una buona scelta e essendo anche un economista molto famoso a livello internazionale può essere che dia anche una mano a livello europeo e allarghi anche i confini con il resto del mondo. Speriamo bene che in questa situazione riesca a risollevare questo benedetto paese. Chi c'era prima sicuramente non era nelle mie corde, nelle mie grazie, per cui ben venga Mario Draghi. Potrebbe essere una buona scelta. Beh sì, dai, direi di sì. Sicuramente è una persona molto preparata, per cui speriamo che trovi collaborazione. Esatto. Ma speriamo che risolva un po' i problemi che abbiamo e che sia una persona valida per guidare il paese in un momento di crisi che stiamo attraversando per colpa del virus e tanti altri problemi. Penso ai soldi che saranno da gestire per la ripartenza che l'Unione Europea deve girare all'Italia e quindi ecco, abbiamo fiducia. E speriamo che si ricordi dei poveri, più poveri, nel senso che a volte i tecnici hanno hanno più, diciamo, sono più propensi ai numeri, per i grandi numeri, e speriamo si ricordi appunto di chi lavora e che non ce la fa tirare il mese. Meno. Io ne sono felice, perché non è un politico ma è una persona che ha lavorato nella finanza e di conseguenza grazie a lui credo che lo spread scenderà parecchio. Speriamo ci risollevi un po'. Come persona sembra una persona competente, poi sarà tutto da vedere, assolutamente. Non saprei proprio, è una scelta, dipende da come la pensano le persone. Quindi secondo lei insomma fiducia totale? No, non darei proprio fiducia totale. Abbiamo sentito tutto l'arco delle reazioni, c'è qualcuno che è molto contento, qualcuno che proprio
non lo è, qualcuno che rimane in attesa di capire che cosa succederà. Siamo anche noi in attesa di capire cosa accadrà, perché queste consultazioni non dovrebbero ancora andare molto per le lunghe. Noi invece torniamo alle notizie dal Veneto e andiamo a vedere la nostra Valentina Visentin, che è a Este, siamo nella zona del chiostro delle Consolazioni e parliamo ancora di vaccini. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, stiamo appunto nel chiostro del Santa Maria delle Consolazioni. Adesso stiamo cercando di cercare di entrare per fare delle immagini del chiostro, che sarà uno dei punti vaccinali per la pasta padovana, soprattutto per l'area del Montagnanese ed Estense, perché lo ricordiamo per quanto riguarda... Abbiamo perso il collegamento, allora noi teniamo un po' qui con noi finché non si riconnette Eccola qui, siamo tornati. Valentina, era saltata, si era bloccato il collegamento, dicevamo punto importante per le Estense e il Montagnanese. E per Montagnanese, sì, infatti 182.000 persone circa affluiranno nella Bassa Padovana. Uno di questi centri è qui ad est, poi l'altro è a Monselice, all'ex ospedale, e poi c'è tutta la parte della Saccisica. Abbiamo appena sentito il sindaco di Este, Roberta Gallana, dice che insomma qui è tutto pronto, è già quasi stato allestito tutto, si stanno preparando gli ultimi arredi, si stanno posizionando gli ultimi arredi ed è pronto per entrare in funzione il chiostro, sarà pronto per entrare in funzione lunedì prossimo, quando prenderà appunto il via la campagna vaccinale con la classe 1941, quindi quella degli ottantenni. C'è speranza, ma soprattutto c'è necessità che arrivino le dosi di vaccino. Lo ha chiesto ai nostri microfoni il sindaco di Este, che dice: noi siamo pronti a partire, ora anche le forniture devono arrivare per coprire il più ampio spettro di popolazione. E adesso appunto il chiostro è quasi tutto allestito. Ci ha ricordato la sindaca di Este che nel passato è stato anche ospedale questo luogo, quindi è un luogo simbolico per questa zona. Valentina, allora ti confermo che è un'ottima lettura questa, perché effettivamente il chiostro delle Consolazioni faceva parte del vecchio ospedale della cittadina, ospedale che è stato trasferito poi da qualche anno nella nuova struttura cosiddetta di Schiavonia, Ospedali Riuniti, Padova Sud, Madre Teresa di Calcutta, un nome lunghissimo per una struttura nuova all'avanguardia, che è stata per molto tempo Covid Hospital. Quindi ci confermi che le vaccinazioni non verranno fatte invece nell'ospedale di Schiavonia, ma saranno dislocate nel territorio? Sì, 3 punti vaccinali per la Bassa Padovana, quindi diciamo il territorio di quella che per noi era l'ex USL 17, verranno fatti nel territorio. I 3 punti individuati sono il chiostro della Consolazione qui ad est, l'ex ospedale di Monselice e poi anche per nel palazzetto, un palazzetto dello sport a Piove di Sacco per quanto riguarda il bacino di utenza della Saccisica. Volevo dirti un'altra cosa, Ferdinando, perché noi non siamo venuti ad Este solo per parlare di vaccinazioni, ma abbiamo incontrato anche un ragazzo davvero straordinario. Ti parlo di Giulio De Angeli, un giovane di Este, pensate 26 anni, e quest'anno in 4 mesi si è laureato ben 4 volte. Quindi nei nostri telegiornali questa sera racconteremo la sua storia e davvero il suo talento eccezionale. Un'intervista che sarà sicuramente molto interessante da vedere, quindi diamo appuntamento ai nostri telespettatori. Valentina, grazie per questo importante collegamento, vi lasciamo andare a vedere l'interno del chiostro. Buon lavoro. Grazie, ciao. Torniamo in studio per lanciare la pubblicità, perché fra 10 minuti saremo in collegamento con Luca Zaia dalla sede della Protezione Civile di Marghera per parlare di vaccini, di coronavirus, di politica nazionale, di assembramenti, di tutto quello di cui abbiamo parlato finora. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra pochi minuti avremo in collegamento dalla sede della Protezione Civile di Marghera il governatore Luca Zaia per fare il punto sull'emergenza coronavirus e su tutto quello che è collegato alla situazione che stiamo vivendo ormai quasi da un anno. Si parlerà
anche di sicuro di assembramenti, perché abbiamo visto nelle principali città del Veneto, da Venezia, Padova, Vicenza, insomma situazioni forse un po' al limite per quanto riguarda quello che sarebbe giusto fare in questo periodo, tutto nella norma pare, perché comunque tutti avevano la mascherina, tutti erano a posto, però una situazione un po' particolare che potrebbe essere stigmatizzata e ripresa dal governatore fra pochi minuti. Allora, prima di andare da Zaia, vediamo delle immagini che ci sono arrivate dai vigili del fuoco che riguardano uno spettacolare incidente avvenuto nella notte a Piombino Dese, grazie alla regia di Cristiano Facca e di Fabio Verin ve le possiamo far vedere. Vedete, una macchina ha completamente distrutto la recinzione di una casa e la persona rimasta coinvolta è anche rimasta miracolosamente illesa. Poi questa sera nei nostri telegiornali tutti i dettagli di questo incidente. Torniamo in studio per andare a vedere insieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto che riguardano la serata di ieri, perché come sapete quando Zaia fa il punto stampa di solito fornisce i dati in apertura di conferenza e quindi li confronteremo poi con quelli che darà il governatore. Allora, scende sempre di più il numero degli attualmente positivi. Eravamo ieri sera a 26.844, vi ricordo che eravamo a 90.000 solo pochi giorni fa. 225 i nuovi casi rilevati, e anche qui sono abbastanza pochi rispetto alla media a cui eravamo abituati fra dicembre e gennaio. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza è di 317.061, quindi anche questa curva si sta un po' appiattendo, stanno arrivando sempre meno positività nonostante i tamponi che vengono fatti. 280.920 sono invece le persone che si sono negativizzate e anche queste sono davvero molte rispetto al numero complessivo. Purtroppo sono da contare anche 9.297 persone che sono morte con il coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante perché ci fa capire la situazione degli ospedali, situazione che pur non essendo rosea è comunque migliore rispetto a Natale, rispetto al mese di gennaio, perché abbiamo in questo momento ricoverate 1.635 persone in area non critica e sono 523 negative, 1112 invece ancora positive al coronavirus. Questo è un numero che si è quasi dimezzato rispetto a pochi giorni fa, quindi anche qui la conferma che la curva sta calando non solo negli esiti dei tamponi ma anche sulle ricadute sulla sanità veneta. 188 le terapie intensive impegnate, non sono poche ma sono molte meno rispetto anche qui a qualche giorno fa. Di queste 35 sono impegnate con persone che si sono negativizzate e 153 invece con persone che sono ancora positive al coronavirus. Vediamo la differenza rispetto ai giorni precedenti: sono 2 ricoverati in area non critica in più rispetto alla mattina precedente e nessuna variazione di rilievo per quanto riguarda le terapie intensive. Sono da segnalare 14 decessi, molto pochi, saremo solo quando si arriverà a 0 potremo dire finalmente che la cosa si è un po' sistemata, però finché vedremo ancora 10, 14, 20 morti al giorno, insomma sono dati comunque drammatici. Luca Zaia arriverà fra qualche istante. Come dicevamo, tanti i temi di oggi. Si parte dai vaccini, abbiamo visto nelle varie zone del Veneto tutto è pronto per questa imponente campagna vaccinale che coinvolgerà a partire da lunedì le persone nate nel 1941. Ci siamo informati perché molti di voi, molti telespettatori, molte persone ci chiamano, ci scrivono via mail, via WhatsApp per sapere come si devono organizzare con parenti anziani o essendo loro stessi anziani, perché magari devono andare a fare delle visite, devono sottoporsi a terapie e vogliono sapere quando inizieranno le vaccinazioni anche per le persone con più di 80 anni. Allora ci fanno sapere che secondo protocollo le varie aziende sanitarie, sempre fermo restando l'arrivo puntuale delle dosi del vaccino,
andranno a scalare settimana per settimana, quindi si partirà con 41, poi si andrà indietro fino a 85, non sappiamo ancora quando fino a che età è prevista la vaccinazione, è un dato che in questo momento non abbiamo, non possiamo fornirvi, però entro probabilmente poche settimane si arriverà a vaccinare la popolazione anziana del Veneto, poi si dovrebbe scendere, sappiamo che Zaia ha chiesto di arrivare presto anche gli over 75, quindi si allarga la forbice, questo dovrebbe succedere in tempi relativamente rapidi. Non abbiamo ancora il Presidente, vediamo se i nostri colleghi ci danno qualche informazione dalla sede della Protezione Civile di Marghera con l'arrivo, no, non ancora, intanto grazie alla regia vediamo già la selva di microfoni pronta per Zaia e quindi ecco qua, abbiamo appena parlato di vaccini e arriva subito un'ANSA che ci parla di questa situazione, però è arrivato Zaia, la vediamo dopo. Pronti? Pronti, via, buongiorno a tutti. Partirei subito con il bollettino così facciamo veloci e vi liberiamo anche velocemente. Tamponi molecolari 3.827.806 e test rapidi 2.755.957. E vi ricordo che il bollettino del lunedì è un bollettino che è sempre un po', diciamo, con dati non perfetti, visto considerato che poi fine settimana magari c'è qualche dato che non viene caricato, verrà caricato oggi, quindi diciamo che il bollettino fondamentalmente del lunedì e del martedì sono bollettini che vanno in assestamento. Numero dei contagi delle persone positive sono 442 nelle ultime 24 ore su 14.669 tamponi, quindi vuol dire un'incidenza del 3%. Numero dei positivi dall'inizio sono 317.278, ma che foto è che devi fare? Di che cartello devi fare la foto? Aspettiamo che non tirassi su. Che cartello? Che non tirassi il cartello, esatto. Qua. No, quale? Quello che è in mano, perché sennò o si vede il cartello o si vede dove lo faccio. Ah no, non ho capito, perché vedevo che non facevi mai foto. Positivi di oggi 26.930. E fai questo con i ricoverati, secondo me ha più significato questo. Fatto? Ricoverati totali per Covid sono 1.824, così suddivisi. Vedete, quindi 1.824 vuol dire che abbiamo avuto un calo di 1.600 posti letto del massimo. Ecco qua la suddivisione dei posti letto, sono 1.636 in area medica, meno 7. Considerate che di positivi, forse è il caso di chiarirlo, dei 1.636 ce ne sono 1.110. Cioè voi sapete che tutti gli altri sono pazienti a questo punto normale, che saranno in pneumologia, in medicina per altri guai, ma di proprio Covid in ospedale, ecco, se volete il dato vero è 1.110 oggi. 188 in terapia intensiva, ma di Covid sono 153. Diciamo positivi, meno 1. I morti nelle ultime 24 ore sono 18, però qui mi riserverei di vedere i bollettini aggiustati domani per capire. E i dimessi sono 14.903. Allora, sentite, noi continuiamo a avere questo calo. Direi di evitare l'illusione di pensare che vada all'infinito, soprattutto perché capite che noi da lunedì siamo entrati in zona gialla. E se volessimo un po' anche darci una lettura, vedete che il calo non è più così importante come avveniva fino a poco tempo fa, no? Nel senso che calavamo di 40-50 pazienti al giorno in area non critica. Però al di là di questo,
Attorno a noi c'è il contagio molto più vivace, purtroppo, molto più aggressivo. Vedete anche le vicende che ci arrivano dall'Umbria sono vicende assolutamente che devono far riflettere, no? Un rinalzamento della curva del contagio è sempre più presente anche nella comunità scientifica il tema delle mutazioni. E sulle mutazioni si discute in maniera approfondita, considerato che l'Istituto Superiore di Sanità chiede almeno 500 sequenziazioni a settimana, in maniera tale che si possano fare delle foto reali di quello che è l'andamento delle mutazioni nei territori. Detto questo, io penso che dovremmo fare molta attenzione. Immagino che qualcuno vorrà chiedere degli assembramenti. Gli assembramenti non ci aiutano. Guardate, ormai è acquisito dalla comunità scientifica, lo diceva anche il professor Remuzzi in televisione l'altra sera, che il distanziamento sociale, cioè stare a una distanza almeno di 1 metro dal tuo interlocutore, portare la mascherina e igienizzare le mani vale più di un lockdown. Questa è letteratura scientifica. Però è ovvio che se uno di questi 3 elementi viene meno, tu non puoi pensare di essere in sicurezza, devi solo pensare che metti a rischio la tua salute. In generale capite che abbiamo la zona gialla, abbiamo la possibilità che si creino assembramenti naturalmente come abbiamo visto, dall'altro abbiamo le scuole aperte. Vi ricordo che in Israele hanno 50.000 bambini infetti delle scuole, lo ha riportato il ministro della salute nella stampa internazionale 3 o 4 giorni fa, e peraltro con il rischio che ci sia una variante che adesso si sta polarizzando sui giovani, che è un po' quello che poi se volessimo vederla fino in fondo potrebbe essere anche che la natura stia avendo il suo corso, nel senso che ha aggredito prima una popolazione target, poi pian piano, se voi ricordate, la prima infezione era dedicata esclusivamente agli over, no? Come dicevamo, agli anziani e ai super anziani. Poi abbiamo visto che pian piano si è riposizionata l'infezione durante l'estate. Pensate quanti giovani abbiamo avuto asintomatici. Poi questa seconda terza ondata che abbiamo avuto, dove c'è stato, il virus è stato più democratico rispetto alle fasce d'età, perché comunque abbiamo avuto infezioni importanti anche negli adulti, non solo negli anziani o nei super anziani. E adesso c'è ovviamente anche questa attenzione che vogliamo portare avanti con il progetto che vi ha detto e vi ha presentato la dottoressa Russo, è quello di un monitoraggio costante dell'ambiente scolastico e le zone dell'assembramento degli spritz. Allora, l'appello che faccio io è quello di fare massima attenzione. So che i sindaci delle città capoluogo mi hanno avvisato loro stamattina, mi ha avvisato il presidente Conte, che è il presidente dell'ANCI, volevano fare una riflessione al loro interno. Noi non escludiamo di farne una anche nelle prossime ore, ovviamente rispettosi del fatto che siamo davanti a un contesto sociale e economico che non ha bisogno ancora di mazzate con ordinanze. Però è pur vero che il tema degli assembramenti è un tema che ci preoccupa. Guardate, se noi avessimo, ma dico anche qualcosa che magari è poco sostenibile dal punto di vista umano e etico, però se avessimo posti all'infinito negli ospedali, ma lo dico per assurdo e non sarebbe comunque sostenibile come ragionamento, potremmo anche dire che ognuno poi sceglie il suo destino. Però qui ci sono 2 elementi che sono una variabile non indipendente. Il primo, che se tu sei disponibile a infettarti, non riesci a garantire ai tuoi congiunti, alle persone che frequenti, che restino indenni da questa infezione. Quindi noi tutti abbiamo una responsabilità personale e una sociale di comunità. Quindi vorrei ricordare, perché ho visto qualche intervista, chi va nell'assembramento dice ma io ho letto di qualcuno, sarò libero di prendermi il Covid, o dovete anche decidere voi. Sì, ho capito, ma il problema è che poi lo diffondi, perché se fosse solo per te, rispettiamo il tuo regalo che ti vuoi fare. L'altro aspetto, che non è una variabile indipendente, che è sempre un problema di comunità, è il collasso della sanità pubblica.
Cioè, se noi riempiamo gli ospedali collassiamo la sanità. Quindi non si dica poi, evitando tutte le manfrine alle quali abbiamo assistito, perché poi avete capito come funziona, no? Che abbiamo un gruppetto di persone qui che sa tutto quando le robe vanno male, quando vanno bene vanno in letargo. Io dico, ma dove sono finiti quelli di numeri taroccati delle terapie intensive, che hanno addirittura fatto balenare l'idea che morissero le persone in virtù di quei numeri taroccati che evitavano la zona arancione o rossa e quindi di conseguenza il numero taroccato. Guardate che non hanno offeso me, hanno offeso i veneti, hanno offeso i nostri dirigenti, che qualora avessimo notizia che avessero taroccato i numeri abbiamo l'obbligo di denunciarli e di licenziarli. Ma voi vi immaginate quanto grave sia questa accusa che qualcuno ha voluto portarsi in pancia e che ne pagherà le conseguenze? A buon intenditor poche parole. So che sono preoccupati, dormano preoccupati. E detto questo, io penso che sia fondamentale ricordare che qui noi avremo purtroppo la necessità di fare un bilancio. Lo faremo a fine febbraio. A fine febbraio avremo un bilancio che sarà inclemente nel bene o nel male. Sapremo quanto avrà prodotto l'assembramento scolastico, quanto avrà prodotto l'assembramento sociale in generale, senza portare colpe a nessuno. Cioè non è che è una colpa andare a scuola, non è neanche una colpa andare a bere lo spritz, però se lo bevi e stai 3 ore in mezzo a un assembramento con la mascherina giù perché rispondi al vigile che ti chiede perché la mascherina giù e gli fai vedere, è accaduto ieri, sabato, gli fai vedere il bicchiere e dici non è vietato bere. Voi capite che se questa partita qui è una partita di guardie e ladri non ci siamo, perché io mi rifiuto di fare la guardia su sta partita. Penso che dopo 12 mesi di ragionamenti che abbiamo fatto, penso che sia fondamentale che noi torniamo tutti a lavorare pancia a terra per venirne fuori. E dirò che con i veneti si è fatto un gran lavoro, perché va riconosciuto. Cioè noi oggi siamo, per assurdo, lo dico sempre a quelli che dicevano che andava tutto a rotoli, sarebbe stato un disastro, siamo penso la comunità meno infetta d'Europa in questo momento. Il che non vuol dire che sarà così da qui all'infinito. Non escludo che ci sia una ripresa del contagio, ma tutto dipenderà dai nostri comportamenti. Tutto dipenderà dai nostri comportamenti. Che nessuno si chiami fuori. Che nessuno si chiami fuori perché non è un problema degli ospedali. Poi guardate, c'è un ragionamento che vorrei fare e poi ho chiuso, scusatemi. Io mi metto anche nei panni di uno che vive, cioè c'è anche chi vive con estremo individualismo, no? Anche con una punta di egoismo e un poco anche senso civico. Allora, non ho parenti ammalati, non devo andare in ospedale a trovare nessuno, a prescindere che siano Covid o abbiano altre patologie, faccio la mia vita normale, anzi le restrizioni di PCM me l'hanno anche rovinata perché mi vietano alcune robe che ero abituato a fare. Dico, siamo 5 milioni di veneti, ce ne sono solo 3.400 in ospedale, di cosa stiamo parlando? Perché anche questi sono i discorsi che vengono fatti. Ma a questo punto, io dico che a questo punto mi rifiuto di continuare il ragionamento, vuol dire che tu non hai capito che sei una parte integrante di una comunità che ha delle sfide, delle strategie da portare avanti, che sono quelle della cura della salute dei cittadini. Cioè, noi non verremo qui tutti i giorni se non avessimo il problema di mettere in sicurezza la salute dei cittadini. Potremmo chiudere i riflettori, tirare su le tende e ci vediamo quando sarà venuto fuori il casino. Ma avete presente se nessuno di noi, voi compresi, parlasse al cittadino e spiegasse qual è la situazione? Forse vivremo di leggende metropolitane che ci porterebbero allo schianto e questa è la nostra preoccupazione. Quindi finché non è finita questa tragedia, noi siamo qui, come vi ho sempre detto, nel bene e nel male. Se avete domande, no, io volevo fare gli auguri a proposito di spritz alla signora Maria Aymar Colombo, che non è che è un bar, ma compie oggi 100 anni e mi ha mandato una foto con spritz in mano. E quindi la salutiamo e facciamo gli auguri alla signora Maria Aymar Colombo, 100 anni oggi. E non mi sono segnato la località, però dopo ve lo diciamo, Maria Carlo. O se Federico? Ah, non c'era? No, niente. Oggi la Federica per prima. Hola. Mi spiace, buongiorno. No.
Va bene così. Angela Pederiva Gazzettino, buongiorno Presidente. Buongiorno. Riparto dalla riflessione che lei ha ventilato rispetto ai temi interni alla Regione in parallelo a quelli che saranno affrontati dai sindaci. Lei dice un'ordinanza in questo momento sarebbe una mazzata per le attività economiche. Le giro però la sollecitazione che arrivava da alcuni di quei comuni, per esempio Padova con l'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, che già sabato, viste le immagini delle piazze straaffollate, chiedeva alla Regione un intervento di coordinamento, per esempio nella chiusura dei confini comunali. È pensabile? Ci state ragionando? No, allora io ho detto un'ordinanza diciamo di quelle pesanti non è sostenibile in questa fase. Di certo per regolamentare alcuni orari e altro decisamente sì. Ma non sto parlando di confini comunali, questo è poco ma sicuro. Vi pregherei anche o meglio, voi fate il vostro mestiere, fate quello che riterrete opportuno, però che non riparta adesso come si può dire, il tiro al piccione per vedere chi è più bravo a spararla più grande, nel senso che c'è una condotta anche dal punto di vista di sanità pubblica che deve essere fatta, rispettosa dei DPCM e dell'area e la correlazione dell'area. Avete visto Milano, no? Per una settimana in Lombardia, una settimana di rosso non come si può dire, senza averne titolo, fra virgolette, ne viene fuori che c'è una class action contro chi ha messo la settimana di zona rossa, che è un po', se ci pensate, perché vi sto spiegando questo? Che è un po' la motivazione che io vi ho sempre detto. Nel momento in cui viene fissata una zona, una colorazione, tu non è che puoi fare le divagazioni sul tema, puoi aggiustare, di dire ci sono state ad esempio delle ordinanze che dicevano non sta a consumare in piedi, consuma seduto, ma non è che puoi dire che diventi zona arancione perché uno fa l'assembramento allo spritz, perché potrebbe esserci che molti si ritrovano i confini comunali chiusi, zona arancione, e ti dicono io sono parte lesa perché tu arbitrariamente, perché c'è qualcuno che va a bere lo spritz, hai messo in ginocchio la mia attività che non vive di spritz, ma magari vendo abbigliamento e mi ritrovo i confini comunali chiusi. Per dire cosa? Per dire che dobbiamo comunque intervenire nell'ambito del potere che ci è concesso e non saltare di zona, perché poi lo puoi fare se è una roba straordinaria, perché devi contingentare, che hai una roba, un'emergenza, ma non lo puoi fare di default. Considerate che ad esempio l'ordinanza che ha fatto il Friuli non sia stati noi quella volta a creare quell'ordinanza, potrebbe essere che si va in quella direzione, però lasciateci vedere, insomma. Fine settimana arriva venerdì, quindi oggi è lunedì, vedremo di capire. Poi sul tema dei vaccini, leggo oggi il pezzo di Filippo Tosato sui quotidiani del gruppo Gedi, quindi questa io non l'ho letto. L'abbiamo letto noi per lei, Presidente. No, a parte le battute, è una trattativa aperta per 1 milione di dosi opzionabili sul mercato da parte della Regione. Cosa ci può dire in proposito? Non so se è lui che li vende o lui che li compra, però avrà scritto un numero così esatto. No, però guardate, al di là delle battute, io vi posso dire questo. Non mi esprimo sulle dosi, però dico una cosa, che devo dirvi, aggiungo anche un purtroppo, che sia innegabile che ci sono offerte sul mercato. E se volete anche, vi dico anche in maniera inspiegabile, no? Rispetto a quello che ci è stato detto. Io avevo capito, come voi tutti, che l'Europa aveva fatto un contratto, diciamo, chiave ad ombrello per tutto il mercato europeo, evitando che ci fossero giustamente, come si può dire, territori di serie A e di serie B, perché immaginate se fosse stata la corsa, la conquista del West, cosa sarebbe accaduto? C'è lì il primo che arrivava, piantava la bandiera, era terra sua. Quindi è giusto, perché ci sono comunità che hanno più potere contrattuale e altre purtroppo meno, però adesso ne viene fuori, e lo stiamo scandagliando questo e verificando, ne viene fuori che ci sono oggettivamente sul mercato, non chiedetemi la marca, sul mercato ci sono le possibilità, sembra, stiamo verificando, è il dottor Flori incaricato a questo che ha già avuto degli incontri, forse, se tutto verrà confermato, di trovare sul mercato, diciamo, disponibilità. Ovviamente le paventate disponibilità, tutte da verificare, anche se ormai c'è qualche carta anche scritta, più di qualcuna, riguardano vaccini autorizzati. Mi fermo qui. Quindi è vero
che la Regione ha avuto dei contatti. Noi li vogliamo avere nell'ambito della legalità totale, rispettosi di tutte le leggi nazionali e europee, e non la viviamo neanche come una contrapposizione, diciamo, al governo. Dobbiamo prendere atto che prima viene la salute dei veneti. Se qua mi arriva uno con camion del vaccino autorizzato, tracciato, che esce dalla fabbrica dei vaccini di una di queste 3 aziende autorizzate, noi valutiamo. E guardate, stamattina proprio in una riunione c'era anche l'assessore Lanzarin, io ho posto una questione, no? Perché c'è una questione, se ci pensate. E uno potrebbe dirti, ma tu a che titolo vai a trattare e a comprare? A parte il fatto che c'è un titolo giuridico per poterlo fare. Noi possiamo acquistare farmaci, ma ce n'è anche un'altra a rovescio. Tu a che titolo hai detto di no a un'offerta, mettendo a repentaglio la possibilità di salute di molti tuoi cittadini? È questo che è il nostro motore principale. Guardate che è molto delicata questa partita, però noi non ci possiamo portare in pancia la responsabilità di aver detto di no se effettivamente ce li potevano dare, perché qui si discute della salute dei nostri cittadini. E devo dire che il dottor Flor ha accettato questa lettura che ho dato, perché non è facile per la burocrazia riuscire, però io penso, lo dico anche a chi ci sta ascoltando ma si occupa ovviamente di perseguire la legalità, che la seconda lettura che io do non è irrilevante, perché se ci fosse un ritorno dell'infezione, ci fossero morti ancora tanti, qualcuno potrebbe anche dire, ma scusa, io ho notizia che voi avevate un'offerta di vaccini, perché non li avete comprati? Perché non ci fidavamo? Di che? Ma se c'era una carta intestata. Quindi noi stiamo verificando tutto perché non resti nulla di inevaso o non restino dubbi anche su questa procedura. So che anche da altri colleghi, insomma, qualcheduno si avvicina, insomma. Certo è che se volessimo comprare vaccini non autorizzati, non li cito, avremo sicuramente molta più disponibilità già ora. Ultimo e chiudo, restando nell'alveo della legalità, ci spiega quali sono le dinamiche di prezzo che si stanno presentando? Si assiste alle scene in un caso dichiaratamente più alta. Quanto? Non posso dirlo perché si capisce il vaccino. E nell'altro... L'ordine di grandezza? L'ordine di grandezza. Se non ricordo male mi diceva Flor che forse era anche 4 o 5 volte. E in un altro caso sembra, ve lo sottolineo, perché stamattina proprio dicevamo facciamoci mandare anche un'offerta un po' più bassa. No, percentuale, cioè potrebbe essere un 10%, una roba del genere. Quindi anche questo è inspiegabile, no? Ok, Giacomo. Considerate che i 2 casi che sta seguendo, stiamo parlando sempre della possibilità di approvvigionamento con intermediario, ma insomma ci dicono da verificare comunque poi alla fonte. Sì, non è che vai al magazzino a Bibbano di Godega sul magazzino che ti trovi il camion dei vaccini che ti aspetta. Poi c'è anche il tema che è delicatissimo della tracciabilità, perché qui non è che compri la mascherina, vabbè, anche quello è grave, ma qui se inietti soluzione fisiologica invece di iniettare un vaccino, cioè capisci? Quindi per forza deve uscire dalla casa madre, se no non se ne parla neanche. Giacomuzzo, il giornale di Vicenza. Quindi, Presidente, mi allaccio alla domanda e alla risposta anzi che stava dando adesso. Quando citava c'è anche qualche carta scritta, si riferiva proprio a questo? C'è qualche... tutto quello che vi ho detto a carte. Che canta? Sì. E ha un'idea, una previsione di che tempi si potrebbero prevedere? Stando in contatto, anzi a 2 contatti, disponibilità immediata, però è tutto da verificare. E sarebbe la prima situazione a livello regionale che si crea questa, oppure ci sono i suoi colleghi che sono... Non lo so, perché ho letto da Lombardia che ha detto che vaccinerà per giugno tutti. Ho letto una dichiarazione forse del dottor Bertolaso. Qualche altro collega sicuramente è stato interessato.
Guardate, ci sta, insomma, se c'è un minimo di libero mercato è inevitabile che chi ha il prodotto cerchi il contatto per venderlo, no? Poi è anche vero che noi siamo stati quelli, diciamo, sempre più agitati sul Covid, e quindi penso che leggano la stampa, la rassegna internazionale, e cioè, non abbiamo difficoltà mai ad essere contattati col Covid, ci chiamano per tutto. Questo sì, anche soprattutto pensate con le nuove diagnostiche, cioè, assolutamente. Altra domanda, lei prima citava la questione delle varianti e quindi questa ipotesi di una variante che possa colpire di più i bambini, però c'è anche quella che fa più paura, quella inglese, quella sudafricana. Burione è proprio... La brasiliana, sì, è quella pesante, sembra. Chiedo scusa. E Burione diceva e ha accusato l'Italia che non si trovano, che bisogna fare più sequenziazione. Ha ragione? Notizie per quanto riguarda le nostre varianti o quelle che sta valutando l'Istituto? Ma guardate, noi stiamo andando avanti, stiamo sequenziando, e lo abbiamo fatto in tempi non sospetti, quando l'Italia non si poneva neanche la questione, perché già dalla primavera avevamo detto cerchiamo di sequenziare di ogni mese un plafond di campioni. Peraltro, sì, quest'estate. Sì, è vero, con la Serbia quest'estate avevamo fatto già sequenziazioni. Dopo considerate che il dottor Rigoli adesso sta organizzando la messa in rete di tutte le anatomie patologiche, delle microbiologie per la sequenziazione, e dall'altro penso che il professor Burioni abbia ragione da vendere, ma non ce l'ha d'ufficio, perché i professori, cioè gli scienziati, hanno sempre ragione. Però noi l'abbiamo già sollevato questo tema. Non è possibile che, se voi vedete la banca dati, il database nazionale italiano rispetto al database inglese, vedete, cioè, come funziona, che tu sequenzi, il nostro zooprofilatico sequenzia e carica nel database nazionale, in modo tale che tutti entrano e vedono un po' cosa c'è in giro. Quello italiano, cioè, è una piatta. Allora, delle due l'una: o non si sequenzia, come dice il professor Burioni, oppure, io qualche dubbio ce l'ho, si sequenzia magari comunque poco, ma potrebbe essere che qualcuno anche sequenzi e, in attesa di pubblicare, potrebbe esserci anche questa alternativa, perché è veramente bassa la sequenziazione caricata sul database. Magari qualcuno ha le sequenziazioni, ma magari aspetta di pubblicare perché deve diventare premio Nobel o c'è passa altri titoli, e quindi non carica nel database. Potrebbe essere anche questo, E per quanto riguarda invece la sequenziazione che si può fare nelle microbiologie degli ospedali, sì, richiede no, si riesce a attrezzare, richiede più formazione che attrezzatura. E quindi è un programma... Tanto è vero che Rigoli mi diceva che iniziano a mandare al zooprofilatico anche dei medici per fare dei training. L'ultima cosa, Presidente, riguarda le case di riposo. Sì. C'è stato il caso eclatante della casa di riposo di Rovigo, che si è infettata con ospiti si sono ritrovati positivi nonostante la prima dose. La stessa cosa è successa anche in una casa di riposo di Torri di Quartesolo. State valutando la situazione? Vi state dando una spiegazione a livello... Prego, c'è l'assessore. Ne parlavo prima scendendo, fra l'altro. Abbiamo chiesto una relazione, in giornata ci dovrebbe arrivare, proprio per cercare anche noi di capire e ricostruire cosa è successo. Quindi eventualmente domani riusciamo a darvi, anche in base alla relazione, insomma, che la prevenzione in questo caso dell'Usberica sta redigendo, riusciamo a darvi, insomma, dei dati o comunque delle informazioni maggiori per quanto riguarda Vicenza. E per quanto riguarda Rovigo invece anche lì la stessa cosa? Sì, stanno anche lì analizzando e cercando di ricostruire. Sì, fra l'altro abbiamo chiesto al dottor Compostela che faccia anche una indagine epidemiologica approfondita, perché siccome si parla di operatori, proprio per fugare ogni dubbio è giusto che venga ricostruita tutta la catena del contagio per capire, diciamo, se è endogeno o esogeno, no? La storia del contagio ci riporta a capire più o meno cosa sia accaduto, ma è fondamentale anche per noi e per la chiarezza. Non c'è una ricerca dell'untore, ma si fa così. Marchiori, Media Nord-Est.
Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Mi scusi, sempre ritornando alla questione dei vaccini, com'è possibile che se la Regione sta lavorando, sta cercando di vagliare tutte le possibilità, il governo non l'abbia fatto in tempi non sospetti e ci troviamo in questa situazione? E poi, correlata a questa domanda, il fatto che la Regione Veneto si stia muovendo in tal senso, col governo come vi gestite? Vi è stato detto qualcosa? No, considerato il periodo particolare, no, del rapporto, perché c'è un periodo che siamo in un limbo, di fatto avremo il Presidente incaricato, il Professor Draghi, che diventerà Presidente del Consiglio, immagino, se non getterà la spugna, mi immagino proprio di no. Per cui si tratterà di capire poi col governo entrante. Dall'altro c'è da dire che io non so quale sia il contratto firmato dal governo italiano con l'Europa, perché basterebbe che si siano impegnati per iscritto ad avere un unico fornitore definito dal contratto europeo, vuol dire che non possono andare a trattare all'atere, no? Questo potrà, ma immagino, perché nessuno di noi ha visto i contratti. Quindi non mi sento neanche di stare qui a polemizzare, perché non mi sembra neanche il caso. Guardo in faccia la realtà, insomma, se avessimo possibilità di avere più vaccini, vacciniamo la popolazione molto più velocemente. Sempre Israele ha dimostrato di aver svuotato gli ospedali con una vaccinazione di massa. Anzi, il ministro l'ha definita in questo articolo che ho letto nella stampa straniera, definita miracolosa, no? Poderosa, non mi ricordo più il termine, miracolosa, cioè di aver fatto una grande vaccinazione, e questo ha dato grandi risultati. Ok, per quanto riguarda la riapertura delle scuole, sono ovviamente aumentati anche i mezzi di trasporto. Allora, a noi sono arrivate moltissime segnalazioni del caos più totale in determinate zone di Mestre, ma poi anche dintorni, perché ci sono autobus che stanno fermi in coda, ma parlano di tipo 10 autobus, quindi coda, spesso sono semivuoti, ce li hanno proprio documentati con foto eccetera. Chiedono eventualmente se è possibile trovare un'altra via per gestire anche il traffico e lo smog. Sentite, prima c'erano i filmati degli autobus pieni, adesso i filmati degli autobus semivuoti. Infatti è una contrapposizione, però è cosa volete che vi dica? Siamo in un mondo nel quale tutti noi abbiamo solo diritti, e il diritto oggi è di avere gli autobus pieni al 50%, punto. Va bene. Cioè del resto siamo davanti a un contagio, io condivido le perplessità di questi signori che segnalano, però non ci posso fare niente, c'è una legge che lo prevede un dimensionamento fatto così, ma vi ricordate che vi avevo detto, guardate, il problema non sono i trasporti, e hanno continuato a dire per settimane che chiudevamo le scuole per i trasporti. Adesso finalmente arriva qualcuno e dice, ma cazzo, ci sono i trasporti vuoti. Filippo, ho un'altra domanda. Prego. Sì, allora c'è arrivata l'ennesima richiesta, deve essere arrivata anche a lei tramite una lettera, probabilmente non so se l'abbia già visionata, dal mondo delle palestre. Allora chiedono, ben sapendo che le decisioni partono ovviamente dal governo, ma che la regione si possa fare in qualche modo portavoce per dar loro una mano, perché sono alla canna del gas al collasso da praticamente un anno, non lavorano in nessun modo. E hanno ragione da vendere, assieme a loro tutto il mondo dello spettacolo, l'intrattenimento, penso alle discoteche, penso agli spettacoli viaggianti, quindi il mondo delle giostre, i giostrai, altra categoria massacrata, e poi tutto il tema del fitness. Io spero adesso, il DPCM quando scade? Il 15, quindi spero che si metta a mano e si cominci magari a intravedere, perché poi capite, l'assembramento del fine settimana, lasciatemelo dire, non ci aiuta ad andare a un tavolo e pensare che nella zona gialla si possa allargare un po' di più, che so, la palestra, perché poi ti rispondono, sì vabbè, ma se già quello che potevano allargare, no? Cioè, quel po' di allargamento si poteva fare, ve lo siete guadagnati tutto nella piazza, cioè poi ti rispondono così al CTS, no? Perché il nostro interlocutore è l'Istituto Superiore della Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, piaccia o non piaccia così. Però io penso che un allentamento ragionato in sicurezza, guardate che le palestre non vivono di assembramento, anche perché io vedo dove andavo io, comunque era obbligatoria la prenotazione per andarci,
e era tutto scandito, e ogni 2 ore palestra veniva chiusa, dovevi andare fuori e se eri a cavallo delle 2 ore stavi nel piazzale ad aspettare che ci fosse la disinfezione, la sanificazione, scusatemi. Vorrei vedere dove fanno ste robe. Quindi assolutamente penso che un ragionamento deve essere fatto, oltre ai ristori, che questi ne hanno presi pochi dei ristori. Va bene, grazie. Poi ho 2 domande per l'assessore Lanzarini. Grazie. Ok, Filippo Tosato, il Mattino di Padova, poi Radio Wellness e magari si comincia a avvicinare, grazie. Tosato, non serve neanche che tu lo presenti, ormai lo conoscono tutti. Buongiorno Presidente, io la solleciterei anzitutto su un tema che so starle a cuore, ovvero la formazione del nuovo governo. Ma te viene tutti i giorni la stessa domanda? Tutti i giorni il governo è in formazione e quando sarà formato passeremo a un altro argomento, ma fuori di scherzo pare di capire che Salvini l'intervento di Salvini e la posizione della Lega coincide con le sue osservazioni fin dal primo giorno, ovvero l'abbandono di pregiudiziali, l'atteggiamento vincolato rigidamente al programma, alle priorità programmatiche. Mi ha colpito una cosa, all'uscita dall'incontro col Presidente incaricato, Salvini ha fatto un lungo intervento, ha parlato di tante cose, di Europa, di lavoro, di confini, di tributi, di tutto quanto, si è ben guardato dal pronunciare la parola autonomia. È proprio una parola che non è nelle sue corde. Che giorno era? Il giorno dell'incontro di Salvini con il Presidente incaricato, quando no, stavo pensando, mi pare fosse sabato. Infatti stavo pensando di sabato passi 2 giornate a guardare la TV. Le uscite dagli incontri. Ho un'esistenza malinconica, cosa vuol fare? C'era chi era? Leopardi col pessimismo cosmico? Insomma, adesso non esageriamo, ma... Sono quasi tutte le poesie a memoria di Leopardi. Io direi questo, penso che Salvini l'autonomia ce l'abbia nel cuore, per cui è come quando io dicevo a Bossi, no, che mi diceva ma perché non porti il fazzoletto, cioè uno il verde ce l'ha nel cuore, poi il verde non ci stava con tutto l'abbigliamento, dicevo è un colore che non si abbina tanto. E per dire cosa? Per dire che non ha bisogno di avvocati difensori, però quando fai un discorso a braccio, l'uscita da un incontro così importante, probabilmente potremmo star lì a pignolare su tanti argomenti non toccati e tanti altri che sono stati citati. Poi l'autonomismo e la scelta, diciamo, di vedere cambiare questo paese la si valuta con i fatti. Adesso vedremo, come si dice, non mi sentirei di mettere in croce il segretario perché non ha citato l'autonomia. Di certo qui l'autonomia la vogliamo, l'ho sempre detto. Il Presidente del Consiglio sa che da questi territori che sono i più produttivi d'Italia l'istanza è partita in maniera forte e importante. Peraltro ha un vantaggio il Presidente del Consiglio incaricato, che è un'istanza non partita in contrapposizione politica rispetto alla sua idea, è partita in tempi non sospetti, per cui eredita fra l'altro un dossier che non lo vede in contrapposizione, e se nascesse una contrapposizione è perché lui decide di andare in contrapposizione. Ricordo che Renzi disse ai cittadini di non andare a votare, ci impugnava la legge quella volta, se vi ricordate. E dopo a tanti dei suoi ex, come si può dire, militanti del suo ex PD, che oggi fanno gli autonomisti, ma poi votavano in Parlamento per impugnarsi la legge. E per cui resta fondamentale. Guardate, la visione autonomista non è una visione, diciamo, che vuole ghettizzare qualcuno, ma è una visione di responsabilità. È una persona come il professor Draghi, che è concreto e responsabile, sa benissimo che l'autonomia, e lui li ha conosciuti i paesi autonomi dove c'è l'autonomia. L'autonomia è la via di uscita da questo medioevo nel quale ci siamo incagliati. Quindi il rilancio economico ma anche istituzionale di questo paese. Una nuova architettura istituzionale si merita a questo paese, peraltro prevista dalla Costituzione, no? Poi porta anche male dire è ora di modificare il titolo quinto, perché Conte è andato a casa a dire queste frasi. L'ho detto non più tardi di una settimana fa, 10 giorni fa. Io avevo detto che porta male parlare male dell'autonomia.
Per quanto riguarda la possibile ordinanza regolatrice che lei potrebbe firmare, ha precisato che non sarebbe o non sarà. Confini comunali non se ne parla proprio. Ecco, ma allora ci spiego un attimo. No, non mi dico l'ordinanza. Filippo, lei. No, nel senso che ci ha detto, guardate l'esempio del Friuli Venezia Giulia. Senti, direi facciamo un passetto, come dici te, indietro, non ti rispondo. Siccome ha accennato a orari, non ho capito. No, guardate, siete liberi di scrivere quello che avete interpretato dalle mie parole, ma non ho oggi in mente un'ordinanza. Non ho in mente un testo, se no ve lo direi. Ci stiamo lavorando, ne ho parlato con l'avvocato Botteon, però deve essere rispettosa dell'ambito della zona nella quale ci troviamo, che è zona gialla. Ma ben per questo, ma io ho capito che sarà rispettosa della zona gialla e non prevederà ulteriori restrizioni. Mi chiedevo quale ambito puramente regolativo ancora non abbiamo deciso. Va bene. Prego. L'ultima cosa, ma certo non ultima, riguarda i vaccini. Cosa è successo? No, ci sono una serie di richieste da parte di categorie, io gliele riassumo brevemente. Ad esempio, categorie che sollecitano la vaccinazione sono quelle degli studenti universitari di medicina, ma anche di scienze infermieristiche, che sono chiamati a fare il tirocinio negli ospedali. Ma ne abbiamo parlato stamattina, ve lo dice l'assessore. Bene. È proprio argomento di stamattina. Un'altra supplica arriva dalle badanti, o meglio dalle persone anziane che sono accudite dalle badanti, che dicono appunto, come si può intuire, certo, queste persone devono fare la spesa, devono uscire, devono andare dal medico. Bisognerebbe metterle in sicurezza, perché se ci trasmettono il contagio, ecco. Una domanda a cui lei per la verità aveva già risposto, ma che arrivano molte sollecitazioni perché non è chiaro. Perché si comincia dalla classe 41 e non dai più anziani, da quelli che hanno 90, 95, 100 anni? Dopo vi lascio l'assessore. Diciamo, gli esperti, non siamo noi a decidere, fanno una considerazione che non è peregrina. Cioè la mobilità e la possibilità di relazioni sociali che un centenario assistito in casa, piuttosto che uno di 80 anni che ha la patente. Noi abbiamo imprenditori che ci chiedono il vaccino a 80 anni perché curano ancora il commerciale estero di persona. Poi c'è anche il centenario magari che lo fa, e ne conosco anche di questi, però comunemente più elevata è l'età, meno relazione sociale è prevista, e quindi gli epidemiologi hanno puntato gli 80 anni a scendere. Il fattore mobilità, insomma, può essere. Sì, e quindi il tema dei contatti sociali, di tutto quello che ne consegue. Ecco, l'ultimo accenno, se lei gradisce, c'è un'idea di budget per l'eventuale acquisto supplementare di vaccini? Non gradisco. Non gradisce? No, grazie. Non gradisce l'acquisto o non gradisce? No, mi ha detto se gradisco la domanda, ho detto di no. Va bene. No, guarda, non possiamo anticipare nulla, guardate. Probabile anche che ce li regalino. Auguriamocelo. Non metteteli vinti alla provvidenza. Ecco, collega di Radio Wellness, grazie. La Cava. Marco La Cava, Radio Wellness. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Oggi le porto sul tavolo 3 argomenti, li elenco uno dietro l'altro, se per lei va bene. Prego. Allora, iniziamo da Fidia. L'azienda farmaceutica di Abano Terme ha dato nuovamente la sua disponibilità per la produzione del vaccino. Magari. Potrebbe aiutarci nella sfida al virus questo? Ma se noi l'abbiamo sempre auspicato, loro fra l'altro sono di fuori classe, una grande azienda, è un vanto per noi, però capite che questo rientra nelle prerogative degli accordi tra la multinazionale e la loro azienda. Non nego che io, quando ho avuto modo di incontrare alcuni interlocutori, diciamo, di questi marchi, ho sempre rinnovato la disponibilità del Veneto, però sinceramente non ho trovato al momento terreno fertile per dislocare produzioni. Considerate che ad esempio Pfizer ne ha una in Sicilia di stabilimento, ma da quel che mi risulta non si produce il vaccino dentro.
Lo ha già accennato in precedenza, oggi alcune zone d'Italia sono diventate rosse. Stando ai dati in vostro possesso, ci sono in Veneto alcuni focolai che potrebbero preoccupare? Al momento no. Ok. E poi l'ultimo argomento che vorrei anche dire abbiamo già dato. Ok. Questi giorni sentiamo una polemica di sindaci riguardo le primule e i padiglioni voluti da Arcuri per le vaccinazioni. Si tratta di una spesa intorno agli 8 milioni e 600 mila. Lei cosa ne pensa? No, guardate, noi abbiamo un piano vaccinale che a prescindere, cioè, siamo già allestiti, nel senso che si va dal palazzetto. Pensate, vi ricordate il Covid Point alla Fiera di Vicenza? Abbiamo già una struttura attrezzata che, se si tratta di fare vaccinazioni di massa, grande parcheggio, grandi padiglioni e via. Cioè, è un fatto proprio di organizzazione industriale. Magari ci sarà qualcuno che ha più esigenza e necessità di queste strutture delle primule, immagino che anche ci sia qualcuno che magari in altre regioni d'Italia abbia proprio necessità, perché magari non ci sono, però noi oggettivamente, senza, come si dice, a cavallo donato non si guarda in bocca, però senza voler fare i bulli, siamo organizzati per vaccinare, non ci servono strutture accessorie. Però ripeto, se sono state pensate da qualcuno, probabilmente c'è qualcuno che ne ha bisogno, non ve lo so dire, cioè per questo non sono mai intervenuto su questo. Ok, grazie. Prego, anche perché immagino che con 8 milioni non è che ne fai una strage di primule, 21 ecco, una per regione, se c'è qualcuno che ha bisogno noi facciamo la nostra parte nel cederla. Antonella Prigioni. Buongiorno, Presidente, Telepadova 7 Gold. Telepadova 7 Gold. Il 15 febbraio scade una parte del contenuto del DPCM. Se non ci fosse ancora il Presidente del Consiglio appena insediato, che verrà rinnovato automaticamente? Verrà rinnovato dal governo in carica per un semplice motivo, non so se poi magari basti anche un'ordinanza del ministro, questo non ve lo so dire giuridicamente, però nel momento in cui scade vengono meno tutte le misure, per cui ci sarà comunque un provvedimento legislativo o un'ordinanza che non sarà più un DPCM a ripresa, dopo non necessariamente deve riproporre tutte le misure, ma comunque ci sarà qualche misura marginale, anche magari non impattante nella vita delle persone, ma che servirà, che so, per dire autorizzare di fare tamponi o fare qualcosa che comunque dovrà essere normata, quindi è impensabile che non ci sia nessun provvedimento a seguire. Grazie. Prego. Altre domande, Marchiori? Sì, Presidente, mi scusi, forse mi ha sfuggito. Prego. Eventualmente la nuova ordinanza eventualmente entrerebbe in vigore dalla prossima settimana? No, cioè, se la faccio, ancora... se la facciamo, se la firmo dai prossimi giorni. Ok, quindi entro questa settimana? Sì. Grazie. Altre domande, colleghi? C'è l'assessore Lanzarin? C'è l'assessore Lanzarin che ha... Per me è sufficiente, vi lascio con l'assessore. Se ne va così, salutato ospite. Cioè, vi lascio in buone mani l'assessore alla salute, figurate. Questo è vero. Grazie. Arrivederci. Allora, si era prenotata prima la Marchiori già da tempo, poi Tosato e poi la Federiva e per ora basta. Buongiorno Assessore. Allora, due domande per quanto riguarda le vaccinazioni, partono da due casi particolari ma rispecchiano più categorie. Allora, la prima è una signora di 75 anni che deambula ma è senza auto e chiede se eventualmente in questi casi si può avere il vaccino a domicilio. Sì, confermo, stiamo anzi anche, ne ho parlato stamattina con la dottoressa Russo, probabilmente faremo un protocollo specifico per i vaccini a domicilio anche tramite le USCA, le unità di continuità assistenziali. L'avevamo già detto che chi non può recarsi nei punti vaccinazione ci saranno o l'assistenza domiciliare, l'ADI, insomma, che adesso già conosce questi pazienti, ma anche per altri pazienti stiamo predisponendo anche un protocollo specifico con le USCA. E come funziona
funziona? Loro aspettano la lettera e poi eventualmente fanno una richiesta o è già specificato? No, allora riceveranno la lettera come qualsiasi altra, in questo caso poi si metteranno in contatto e si organizzerà per la vaccinazione a domicilio. Quelli invece che sono in assistenza ADI, quindi sono già soggetti che noi conosciamo e sono circa 1500 mi sembra, quelli invece abbiamo già il nominativo, quindi direttamente si andrà a fare la vaccinazione a domicilio. Ok, poi invece scendiamo con l'età, abbiamo una persona di 30 anni che però ha patologie, quindi una categoria fragile, vorrebbero capire in questo caso le persone più giovani ma fragili con patologie quando saranno vaccinate, se dopo gli over 80, dopo gli over 75, in quale fascia vengono messe? Allora, noi abbiamo la prima fase che ricordiamo che è quella che si dovrebbe concludere con questa settimana. Vi ricordo che in questa settimana stiamo ancora facendo vaccinazioni prima fase, quindi operatori sanitari, mondo dell'RSA, insomma del sociosanitario. Dalla settimana prossima, quindi a lunedì prossimo, partiremo con gli over 80, quindi con la corte, vi ricordo, del 1941, poi la settimana prossima, l'altra settimana quella del 40, poi del 39, eccetera. Contemporaneamente più o meno, perché avete sentito che sabato è arrivata AstraZeneca in Italia, noi abbiamo notizie che nei prossimi giorni, non sappiamo ancora, potrebbe essere domani o dopodomani, ci arriverà il quantitativo di AstraZeneca che è destinato alla regione, mi sembra che siano circa 20.400 dosi. E voi sapete che il vaccino AstraZeneca verrà somministrato alle categorie dei servizi essenziali 18-55 anni, con priorità in base al calendario, in base al programma nazionale, forze dell'ordine e insegnanti. Però siamo in attesa di avere anche delle delucidazioni su questo, perché le regioni hanno chiesto anche con certezza di capire da quale categoria dei due dobbiamo iniziare, se sono forze dell'ordine o sono insegnanti, quindi attendiamo anche che ci sia un chiarimento rispetto a questa. Le categorie più giovani con patologie, anche in questo caso c'è il commissario Arcuri, ci aveva presentato un'ipotesi in base anche alle tipologie in base alle patologie, che però deve essere definito, e quindi attendiamo anche in questo caso l'ipotesi che il commissario nazionale aveva insomma un po' paventato, ma che non è ancora ufficiale, che non c'è ancora traccia, che era suddivisa un po' per patologie, quindi cardiovascolari piuttosto che diabetici, piuttosto che altre patologie insomma di questo tipo. Grazie. Pederiva, Tosato e Pederiva. Assessore, la dottoressa Russo l'altro giorno ci ha parlato di circa 700 casi di effetti collaterali, affermando che insomma questi effetti collaterali erano limitati, stiamo parlando delle vaccinazioni, soprattutto delle dosi di richiamo, no? Insomma, casi di cefalea, qualche linea di febbre, un certo malessere, un certo dolore nella zona interessata dall'inoculazione. Nella realtà però ci arrivano segnalazioni di reazioni più serie, cioè temperatura anche molto elevata e malessere abbastanza importante. Lei ha dei riscontri a riguardo? No, io non ho riscontri, come ha spiegato bene la dottoressa Russo, noi abbiamo anche una forte tradizione di farmacovigilanza e quindi qualsiasi reazione avversa, come viene definito, più che effetti collaterali, viene segnalata, ma viene segnalata anche la reazione avversa tipo del dolore nel punto dell'inoculazione, che è una manifestazione che vi assicuro insomma per chi fa l'antinfluenzale insomma tipica anche dell'antinfluenzale, quindi insomma nulla di più. Io non ho avuto nessuna segnalazione di casi invece di altro tipo e quindi queste persone insomma eventualmente si metteranno in contatto con le direzioni sanitarie per segnalare se ci sono state, però oggi a noi non risultano. Grazie. Poi c'erano le due domande, invece rispondo già a quella sulle badanti, mi sembra.
e la prima era invece riguardava gli studenti universitari, allora, quelli che devono fare il tirocinio in ospedale. Allora ne abbiamo parlato stamattina. Per quanto ci riguarda, gli studenti universitari, quindi che stanno facendo sia medicina e chirurgia, la specializzazione, sia scienze infermieristiche, che sono coinvolti e quindi poi fanno anche tirocini all'interno degli ospedali, devono essere vaccinati, punto, e vengono vaccinati in questa prima fase. Per quanto riguarda le badanti invece non è una categoria che oggi rientra in una fattispecie ben precisa e quindi anche con una tempistica ben precisa. L'abbiamo sollevata a livello nazionale assieme, appunto, anche voi avete più di qualche volta citato il discorso dei disabili che sono a casa e che quindi non sono quelli che sono dentro le strutture, e abbiamo chiesto al commissario e al Ministero di darci anche una tempistica dove inserire queste categorie, perché oggi sono categorie dei servizi essenziali oppure della popolazione indistinta, però riteniamo anche noi, insomma, che sono categorie che sono a contatto con persone, escono persone anche fragili facendo assistenza domiciliare, quindi probabilmente andrebbero inserite prima. Ecco, ha citato i disabili, per loro ci sono disabili che non possono spostarsi da casa. Vale sempre il principio che ho detto prima, nel senso, con il nuovo protocollo con l'organizzazione, per chi non si può spostare la vaccinazione viene fatta a domicilio. La ringrazio. Pederiva. Grazie, Angela Pederiva, il Gazzettino. Buongiorno Assessore. Buongiorno. Le giro un quesito che ci arriva da un lettore, nella misura in cui però può interessare anche migliaia di altri nelle sue condizioni. È il signor Gianfranco Bonanna, è un iscritto all'AIRE che si trova temporaneamente però in Italia perché è rimasto, da quanto capisco, incagliato nelle restrizioni Covid, insomma è restato qui. Questi cittadini, appunto, che hanno l'assistenza sanitaria nel paese in cui sono emigrati, mentre in Italia e segnatamente in Veneto hanno solo le emergenze, come devono comportarsi rispetto alla vaccinazione? Vengono vaccinati all'estero comunque o possono, magari facendo domanda, ricevere qui la iniezione? Grazie. Io credo, però insomma mi riservo di approfondire la cosa, che se sono oggi qui in Italia probabilmente dovranno essere vaccinati qui da noi, perché poi sappiamo che i paesi, insomma, rispetto a chi rientra o esce, insomma, stanno facendo alcune osservazioni, quindi probabilmente forse dovrebbero essere vaccinati qui da noi se sono oggi qui in Italia. Se invece sono negli altri paesi dovrebbero essere vaccinati, insomma, nel paese di residenza, però se sono qui e devono rientrare potrebbe essere anche, insomma, che rientrino in quella categoria che vacciniamo, proprio per permettere il rientro in sicurezza, però mi riservo di verificare. Grazie. Mi pare che abbiamo concluso, vero? Grazie, a domani.